Noemi, e intanto invece noi diamo in versione black. Oggi diamo il bentornato a Gabriella Barcariol. Grazie, ben ritrovati a tutti. Che ansia. Che ansia che mi fai venire tu. Perché allora, lo possiamo no? svelare certo questo retroscena? Lo possiamo svelare. Allora, la verità è poi che io sembro quell'acido e tu sei quello sorridente. Ma non è vero. Ma non è vero. La gente lo sa che sorrido, ma sono uno Allora, in realtà, diciamo, sono stati giorni complicati, siamo riusciti a sentirci decisamente poco. E ieri sera, l'ultimo tentativo di sentirci. Primo tentativo di sentirci. Beh, no, io ti avevo chiamato venerdì e tu non mi hai risposto. Però non volevo svelarlo, ma ecco, me la servi su un piatto d'argento e quindi. Niente, quindi insomma, io stamattina a un certo punto ero disperato perché ho detto, secondo me mi bidona, Gabriella non viene. E invece eccola qua per la nostra rubrica A casa tutta a posto. Adesso vuoi insultarmi un po'? No. Sicura? Non si può in diretta. Ne hai? No, puoi. No. No, va bene, ok. E allora, questo quando chiudiamo, diciamo, torniamo adesso invece a parlare di cose serie, perché nei giorni scorsi ci siamo occupati, come sapete, della situazione, del quadro dei minori a Taranto. L'abbiamo fatto raccontandovi con Pina Montanaro, procuratrice dei minorenni, come a Taranto, diciamo, il numero di reati continua ad aumentare e aumentano i reati, tra virgolette, violenti, brutali, commessi da sempre più giovani, anche quelli che non sono imputabili perché sotto i 14 anni. Contemporaneamente abbiamo raccontato anche come questi giovani siano sempre più isolati in qualche modo, anche grazie ai social. Assolutamente. La dottoressa Ariano ha raccontato che insomma a Taranto le dipendenze proprio patologiche aumentano. Sì. A noi sembra strano chiamarle dipendenze patologiche, no? Perché noi nel nostro passato questa dipendenza non l'abbiamo avuta. Guarda che se facessimo un esperimento tra me e te e andassimo a guardare quante ore. Sì, io ce l'ho. Io non so tu, io pure. Lo monitoro. Perché quanto così? Sono all'incirca una media 3 ore e mezza. Al giorno? 3 ore e mezza al giorno, sì. Io penso molto di più. Io non so come si faccia. Perché forse ci lavori anche col telefonino. Io ci lavoro nel senso che rispondo ai clienti. Che ci lavoro è anche un po' l'alibi che mi do. Lo so. Gabri, perché se penso per esempio alla sera. Però quanto tempo? Sì, non so come si fa, quindi se lo sai fare, fallo neanche tu. Bene, allora Michael, giovane ragazzo, impostazioni. Vabbè, ce lo fai durante la pausa, grazie. E poi vediamo. No, però se ci pensi, per esempio, la sera quando sono sul divano, stai su. Sto guardando la TV, ma in realtà io devo prendere il cioè io faccio proprio quel movimento oggettivamente quasi. Non è una dipendenza sicuramente solo dei minori. Anzi, noi no. siamo stati catapultati in un mondo che non era nostro. Loro ci sono nati, quindi per loro non è sicuramente una novità, però è una grande forma di dipendenza. Tra i tuoi casi, te lo chiedo così, diciamo, non era previsto, ma visto che ne stiamo parlando, ti è mai capitato di trovarti di fronte a situazioni in cui o i genitori o i minori avevano questa, diciamo, forma di dipendenza che generava poi anche, diciamo, di conflittualità? Assolutamente. Il disastro familiare in un certo momento storico è arrivato da quello, no? I profili che le mamme e papà si costruiscono e poi stanno lì. Lascia perdere i tradimenti, quello. No, al di là del tradimento, al di là del tradimento c'è una disattenzione. Cioè tu fai quello che vuoi perché io devo fare quello che voglio. Io questo nelle famiglie l'ho riscontrato negli ultimi decenni, assolutamente sì. C'è una poca attenzione al minore rispetto a quello che dovrebbe essere, no? Ecco perché poi si parla di abbassare, di innalzare, perché non c'è un controllo genitoriale. Cioè ci sono minori ma anche amiche di mia figlia, io ho una figlia 16enne, una 12enne con la quale stiamo lottando ora per Instagram. Però quello Instagram, poi casomai lo diremo, ci sono dei termini legali per accedere a una piattaforma, altrimenti tu dichiari qualcosa di falso, no? Se io posso entrare a 13 anni e tu invece dichiari che ne hai 18 perché devi essere, automaticamente non devi avere limiti, perché questa è la cosa importante, no? Ci sono le piattaforme, questi grandissimi colossi, qui ci sono sempre interessi molto particolari di queste grandi società, no? Quindi se io entro, quando uno mi dice abbassiamo l'età, innalziamo l'età dell'accesso ai social, significa che il ragazzo da solo a 14 anni, 15 anni può entrare, ok? Quindi c'è
una diffusione di dati, perché la proposta di legge prevedeva l'innalzamento della data di accesso e quindi l'autonomia del minore a 15 anni di poter entrare nei social. Come devi far sì che sia riscontrata la veridicità della tua devi mettere lo SPID, devi mettere la carta d'identità elettronica, quindi c'è una diffusione di dati sensibili che potrebbe portare in giro una situazione ben più complicata di quella che è ora. Non condivido, ma chiaramente comprendo l'idea delle società, delle grandi aziende della Silicon Valley, perché la fetta che va dai 14 ai 16 anni, per esempio, quella meno monitorata, tra l'altro. Non solo quella meno monitorata, ma sono anche quelli che in qualche modo influenzano i genitori negli acquisti, in una serie di roba, quindi sono destinatari di pubblicità, come dire. Il problema più grave è quello che bisognerebbe impedire, non è reprimere. Accompagnare, ma è questo che la legge già nel 2017, noi nel 2017 abbiamo avuto, giusto per parlare ovviamente dei reati minorili, finalmente la legge del cyberbullismo, no? Quindi una legge dedicata completamente soltanto al fenomeno del cyberbullismo. Il cyberbullismo, lo conosciamo tutti, e quella legge nasce proprio dal suicidio, è stata voluta in Italia a causa dalla senatrice, se non mi sbaglio si chiama Ferrara, a causa del suicidio di una sua alunna di 14 anni, perché erano state messe online delle foto che la ritraevano svestita intimo, però mentre lei non era neanche cosciente. Mamma mia. La piccina si chiamava Picchio, no? E quindi questa legge è stata voluta per questo, ma il contenuto di questa legge è molto precisa, lo dice. Non è e allora facciamo così, Gabri, sì. Sono le 8:46, noi ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità. Quando torniamo continuiamo a parlare di questo argomento, poi magari diamo uno sguardo anche alla Francia, che sta facendo dei passi interessanti da questo punto di vista. Parliamo ancora di minori e di social con Gabriella Barcariol, quindi restate con noi. Adesso invece torniamo al presente, torniamo a parlare dei nostri minori oggi, e lo stiamo facendo con Gabriella Barcariol in questa rubrica A casa tutto a posto, per raccontarvi come in qualche modo social e devianze, isolamenti e anche purtroppo reati penali sembrano avere una certa base di collegamento. Stiamo raccontando della legge sul cyberbullismo che è arrivata in Italia nel 2017, poco tempo fa, tra l'altro. Assolutamente sì, negli altri paesi quelli poi sono autonome, no, come leggi, e quindi è arrivata un po' prima in alcuni paesi. Dobbiamo dire che però la legge aveva uno scopo molto preciso, perché la normativa è veramente molto chiara in questo. Non è uno scopo repressivo ma educativo. Tutto in quella legge viene riportato alle scuole che devono fare dei programmi trasversali con le materie curriculari, tra l'altro anche con i diversi stadi della scuola, quindi primaria, secondaria, in modo che ci siano questi grandi percorsi educativi. Ma questa educazione deve essere, io mi ricordo che ne ho fatto un bel convegno con dei ragazzi, erano delle scuole medie, e la cosa più bella era la partecipazione dei genitori, perché questi incontri, oltre alla presenza del minore, che è ovviamente necessaria, deve essere una presenza che coinvolge anche i genitori, perché i genitori devono sapere che i figli in ogni caso sui social entrano. Io ho amiche di mia figlia che, dato che il genitore non voleva, loro hanno eliminato dalla schermata l'applicazione, ma l'applicazione ce l'hanno. Quindi tu mi controlli il telefono, noi siamo boomer, puoi capire mai che dalla schermata puoi togliere un'applicazione? Io l'ho capito dopo. Che vuol dire? No, che tu hai una, non la fai vedere, ma c'è. Ma sulla schermata non c'è. E quindi di che cosa parliamo? Cioè, perché noi dobbiamo reprimere? Non è reprimere, è educare all'utilizzo consapevole delle piattaforme. La stessa cosa, se noi abbassiamo il livello di accesso, io feci un convegno a livello nazionale con l'Unione Nazionale Camere Minorili, proprio quando uscì questa riforma, e ci fecero una domanda: abbassiamo l'accesso dei minori ai social? Noi tutti no, dobbiamo innalzarlo. Troppo piccoli. No? Alla fine della giornata, che è quello che sta facendo la Francia, tra l'altro. Alla fine della giornata di studio noi ci siamo resi conto che se noi abbassiamo il livello, l'età dei minori, le piattaforme devono dare una tutela maggiore.
Innalzandolo noi le liberiamo da dare questa tutela. Cioè, se io ho mia figlia che vuole a 12 anni entrare, io ho detto no, si entra a 13 anni, è perché se tu dichiari di avere 13 anni, alcune immagini, alcune situazioni sul tuo telefonino tu non le vedrai mai. A prescindere. A prescindere, perché hai 13 anli. Però quello che mi chiedo oggettivamente è, mi sembra un po' la storia con le dovute proporzioni della legalizzazione delle droghe leggere, capito? Cioè, nel senso che la consideri trasgressione perché diciamo è illegale e quindi diciamo c'è dall'altra parte invece lo Stato potrebbe entrare e regolamentare diciamo vabbè, poi con una conseguenza di una serie di altre conseguenze legate insomma alle detenzioni, affollamento nei tribunali. Però quello che mi chiedo in questo momento è noi guardiamo la Francia per esempio. La Francia ha approvato una bozza, insomma sta lavorando sull'idea di innalzare a 15 anni l'ingresso, l'accesso ai social. Però da questo punto di vista un genitore non può sentirsi legittimamente più tutelato, più sereno. No. E quando poi si entra nelle piattaforme dichiarando, prendendo semplicemente la carta d'identità o il codice fiscale, o come si fa con le sigarette, cioè non potevi prenderli allo sportello automatico, ti freghi il codice fiscale di mamma e papà. Ma l'ho detto anche prima, premettendo che quando ho cominciato io non c'erano i distributori automatici. Ma ora sì, io vedo tutti questi ragazzini che utilizzano la carta e prendono, io sotto lo studio mio c'ho un distributore automatico e la mattina non ti dico che cosa c'è. Ora, parlando di età, mi viene in mente questa cosa, diciamo, vedi, sigarette, cose. Noi stiamo parlando però contemporaneamente nello stesso periodo di abbassare la soglia di imputabilità. Cioè i bambini possono essere i ragazzini, ecco. I bambini, le ragazzine, a 13 anni, allora, ho detto bene. Possono essere gli adolescenti, preadolescenti, possono essere processabili, imputabili a 13 anni, secondo l'idea che abbiamo lo Stato. Quindi delle due, cioè non sono in grado di gestire un social, ma possono processarli. Certo, un difetto c'è in questo sistema. E come se ne esce? Mi sono sentito per un attimo. È sempre lo stesso, è sempre quello: parlare, educare a scuola, educare in famiglia, educare nei centri, no? In cui ci sono i minori, in cui ci sono i ragazzi. Parli dello scautismo quando anche mi indico. Nel tuo, sì, e anche i minori, dobbiamo ricordarcelo sempre, hanno necessità di punti di riferimento. E in questa società, in quest'ultimo periodo storico, le famiglie purtroppo non lo sono. E allora continueremo a parlarne con Gabriella Barcariolo, se riusciamo, anche nei prossimi giorni, con qualche dettaglio, qualche storia in più magari. Intanto grazie alla nostra Gabriella per essere stata con noi anche oggi.